Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con Veloce Bellamente che prende la testa nei confronti di Amelie Pan, che per il Numero momento rimane 6, di fuori Danubio per Tab, l'inserimento di Today Winner squalificato. Font, poi Denise Dorial Mail, quindi Can dei Greppi che rifà in breve la penalità, precedendo Corcovado alla retroguardia Godiva Doc, 200 in 15,3 con al comando Bellamente che precede Today Winner Font, di fuori Amelie Pan, poi Denise Dorial Mail che precede Can dei Greppi, quindi Corcovado e Godiva Doc. 32 i primi 400 metri di corsa, svelti per una partenza tra i nastri, e si continua con Bellamente che prova a riprendere in mano. In seconda posizione Today Winner Font, poi Amelie Pan che parcheggia terza avanti a Denise Dorial Mail, viene via dall'ultima posizione Godiva Doc che inizia la risalita, sposta dalla corda Denise Dorial Mail, rimane compressa tra i cavalli Can dei Greppi, fase molto caotica della corsa, 800 metri in 1, 2, 4, intanto Bellamente ha fatto 400 di totale controllo in 32,2, alle sue spalle diatribe tattiche che hanno portato Godiva Doc allo scoperto, in pariglia Denise Dorial Mail, terza pariglia per Corcovado, ultima posizione per Can dei Greppi. Metà gara in 1,18 per Bellamente che è in vantaggio nei confronti di Today Winner Font, di fuori Godiva Doc, in pariglia Denise Dorial Mail, poi Amelie Pan, quindi Corcovado e ancora Can dei Greppi. 1,33 e 1.200 con una frazione in 15 davanti alle tribune. Bellamente inizia a riaccelerare in progressione. Today Winner Font alla corda, perde una mezza lunghezza. Godiva Doc prova a non perdersi d'animo all'esterno, poi Denise Dorial Mail, Amelie Pan, ancora Corcovado e Can dei Greppi. 15,2 la curva di destra, Bellamente ora prova ad andare a tutta. Godiva Doc si avvicina all'esterno, in corda Today Winner, in pariglia Denise Dorial. Il miglio di gara completato in 2-3, spaccato da Bellamente che è in vantaggio nei confronti di Godiva Doc che scende seconda avanti a Today Winner Font, poi Denise Dorial Mail, Corcovado e Can dei Greppi che viene in mezzo alla pista. Bellamente in vantaggio all'ingresso dell'addirittura d'arrivo nei confronti di Godiva Doc che prova ad avvicinarsi. Bellamente però è in chiarissima evidenza nei confronti dei rivali. Bellamente nel finale vince facile, al secondo Godiva Doc, al terzo posto finisce Can dei Greppi. 28,6 ad arrivare, 1,16,3 il doppio chilometro di Bellamente, Gennaro Amitrano in Salchi, il training da programma di Ettore Vairani, i colori di Roberto Stancari. Successo di Bellamente, preparata a puntino per questa corsa, va al comando come da suo schema ideale e si rende intangibile nel finale. Godiva Doc è seconda, Can dei Greppi al terzo. Le qualificate sono Bellamente e Godiva Doc per la finale del Palio dei Proprietari. Successo di Bellamente, Gennaro Amitrano, Roberto Stancari.